È uno scavo appassionante perché in realtà non si conosce niente o si conosce molto poco della storia di questo monastero prima che ci fosse il monastero, cioè quando viene costruita la chiesa e ancora prima quando c'era la torre e la cinta muraria, e nemmeno il monastero, come funzionava, che ambienti c'erano, che cosa ci facevano le suore, chi frequentava oltre le suore il monastero. Da qui è molto bello perché possiamo vedere la torre che faceva parte della fortificazione, che poi è stata rialzata nell'VIII-IX secolo, la cinta muraria romana, tardo-romana, che gira in questa zona del castrum, va verso nord, e allo stesso tempo tutti gli edifici del monastero che si sono addossati successivamente in diversi momenti della storia a questa cinta muraria. Dal 2013, da questa parte del monastero, abbiamo seguito le mura che a un certo punto sono crollate, distruggendo un edificio che abbiamo qua davanti e che dopo la sua distruzione è stato ricostruito con questi muri che vedete qui, che sono ancora più grandi di quelli che erano stati distrutti nella prima fase. Allora, questo era un edificio che faceva parte del monastero, però non è ancora stata scoperta la sua effettiva funzione. Abbiamo trovato l'anno scorso una serie di fornaci che servivano per lavorare gli utensili del cantiere che è stato messo in opera per ricostruire questo edificio. Adesso siamo nell'area esterna della fortificazione, qua abbiamo la torre come doveva essere in origine, con tutta una serie di contrafforti. Io mi troverei più o meno nella zona dove doveva esserci il fossato, perché evidentemente era un castrum difensivo e quindi ci doveva essere un grande fossato, e adesso quello che stiamo facendo è scavare proprio all'interno di questi muri che vedete intonacati, che sono proprio il monastero costruito dalle suore utilizzando il castrum come struttura principale. Quello che vogliamo sapere è quando è stato costruito questo monastero, quante fasi ha avute e qual era la funzione di questi spazi che si sono conservati fino ad oggi. Qua guarda, ci troviamo proprio all'interno di quello che sono oggi le cantine del ristorante di Torba. Questo è molto importante perché è la cinta muraria tardo-antica, questa parete qua, che arriva fino in alto, arriva fino al cortile della chiesa, e quindi abbiamo 8 metri praticamente di una cinta muraria dell'epoca romana, dell'epoca tardo-romana, quando cominciano ad esserci problemi con i barbari e costruiscono tutta una serie di fortificazioni a difesa dell'Italia del Nord, soprattutto in questo caso di Milano. Quindi abbiamo la fortificazione con qualche riforma, però praticamente si conserva intatta, e invece a destra la parete che abbiamo qua verso est è quella del monastero, che a quanto possiamo vedere oggi risalrebbe a forse il 1200 per il tipo di aperture che si vedono, però realmente nessuno ha studiato ancora queste murature, quindi lo studio stratigrafico delle murature combinato con lo scavo archeologico ci dovrebbe permettere di capire esattamente quali sono state le fasi evolutive del monastero.